Il lavoro che sarà se ne è discusso a Padova in una agorà voluta dal PD che ha visto confrontarsi il mondo delle imprese e dell'industria, i sindacati e il Ministro del Lavoro. Tra le necessità, nuovi flussi di stranieri, formazione scolastica e continua e qualità del lavoro. Antonello Profita. In Veneto 200.000 persone vivono sotto la soglia di povertà pur lavorando, lo ha ricordato Tiziana Basso, neosegretaria regionale della CGIL. Il tema della qualità del lavoro, il problema di domanda e offerta che non si incontrano. C'è bisogno di una mappatura seria di tutte le aziende che ci sono nel Veneto. Credo che la formazione sia l'unica strada concreta per dare un futuro a questo Veneto. Il calo demografico poi comporterà degli scompensi al mondo produttivo. Per 100 giovani che compiono i 25 anni ce ne sono circa 130 che compiono i 65 e che quindi si preparano ad uscire. E nei prossimi anni peggiorerà. Il tasso di ricambio fra chi entra e chi esce dal mondo del lavoro arriverà a 100 contro 190. Avremo bisogno di stranieri. Emerge un dato evidente, che il racconto che è stato fatto in questi anni del fatto che il fenomeno migratorio era un assalto al nostro paese non era semplicemente vero. Ci sono italiani che vanno all'estero anche per lavori più umili ma meglio pagati. Per Confindustria rivedere il cuneo fiscale è indispensabile. È indispensabile anche perché si sta verificando che alcuni immigrati non scelgono più l'Italia come paese di destino, ma magari vanno sicuramente in Germania. L'interessante agorà sul tema del lavoro indica in quale direzione vuole muoversi il PD. Si torna all'ascolto, si torna alla capacità di elaborare, si dicono meno slogan e si approfondiscono di più le questioni.